Una superba Castrum Favara passa da autorità a Pompei e batte i campani per 3-1. I ragazzi di mister Pietro Infantino sono stati determinati, dinamici e dopo aver subito il vantaggio su calcio di rigore sono riusciti a ribaltare le sorti dell'incontro realizzando 3 reti e portando a casa 3 punti importantissimi che la proiettano nella parte alta della classifica. Pompei e Favara si sono ritrovate di fronte a distanza di 6 mesi, era il 26 maggio quando giocarono la semifinale nazionale playoff per la promozione in Serie D. Questa volta sono i giallo-blu che tornano a casa da vincitori. Per il Favara la partita si era messa subito in salita, al 12° Carnevale viene sgambettato in aria e di piazza dal dischetto spiazza Scuffia e realizza l'1-0. Il Favara non si scompone e inizia a conquistare campo. Prima del riposo, gran gol di Palma, che era stato l'autore della doppietta con il Locri, che con una rovesciata dalla lunetta supera il portiere Rizzuto e firma il pareggio. Ripresa a ritmi più bassi, ma con il Favara in pieno controllo di partita. Al 79° Scalia è entrato ad inizio di ripresa con un grande destro ad incrociare batte Rizzuto. All'84° Scuffia con una strepitosa parata evita ancora il pareggio. Prima del triplice fischio all'85° il gol del 3-1, un eurogol di Ouattara che all'altezza del dischetto del rigore, spalle alla porta, realizza con una spettacolare rovesciata. Ma ecco le interviste di fine gara. Sì, sono soddisfatto perché siamo partiti dallo 0-1, sotto di un gol dopo 10 minuti, ma la squadra ormai ha una sua mentalità, un suo modo di giocare che ci ritroviamo sempre. I complimenti li devo fare ai ragazzi per la maturità che hanno avuto nel momento di difficoltà, hanno fatto sempre gruppo, sapevamo che c'erano delle difficoltà perché è arrivato un allenatore che io stimo tantissimo, gli ho fatto un grosso in bocca al lupo, ma lui per le sue capacità umane, capacità tecniche, risolverà un po' di problemi che magari oggi si sono visti, però non dico che il Pompei non ha fatto una grande partita, ma hanno trovato forse come un avversario che in questo momento la gamba gira, ci troviamo in campo e secondo me la vittoria è molto meritata. Ma sicuramente credo che anche oggi abbia fatto una grande prestazione di squadra. Alla fine l'importante è sempre il collettivo e aver raggiunto e portato a casa i 3 punti. Sapevamo comunque di incontrare una squadra costruita per una classifica importante, anche se la loro classifica attuale non rispecchia le loro qualità, le loro potenzialità, però comunque sapevamo di quello a cui andavamo incontro. Ovviamente abbiamo fatto la nostra grande prestazione, abbiamo dato intensità, è normale che ci sono dei momenti in cui la partita in cui bisogna soffrire, però l'abbiamo fatto egregiamente, penso. La squadra secondo me sta viaggiando ad ottimi ritmi. Entrare con i compagni che sanno quello che fanno, con il mister che ti dà le indicazioni giuste non solo la domenica ma giorno dopo giorno durante la settimana, viene tutto più semplice, quindi è merito sicuramente della squadra. Siamo tutti eventi uguali, tutti siamo allo stesso livello, infatti dimostriamo che chi entra fa bene, chi gioca fa bene ugualmente. Il gol a chi lo dedichi? Lo dedico senza dubbio a mio fratello, a tutta la mia famiglia, alla mia ragazza, che sono la parte fondamentale della mia vita, che sicuramente non mi lasciano mai da solo. Sì, mi sono emozionato perché sono molto contento e perché anche ho attraversato un periodo un pochino difficile e quindi questo gol mi ha liberato e mi permetterà di credere in me stesso e di andare avanti lavorando con umiltà. Ecco, noi speriamo che questo gol assolutamente ti aiuti a conservare questo sorriso. Non so se c'è qualcuno a cui vuoi dedicarlo o magari a te stesso. Sì, io vorrei dedicare questo gol in primis al direttore e al mister che hanno creduto in me e alla mia fidanzata che ha sempre creduto in me anche nei momenti dove le cose si erano messe male, e voglio dedicare pure questo gol a tutti i miei compagni di squadra e alla società e ai tifosi di Favara.